Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Allora, iniziamo con gli acquisti di aprile e c'è tanta carne al fuoco perché roba che doveva arrivare a marzo mi è arrivata a aprile. Quindi sarà il primo segmento, potrebbe essere anche il più lungo dell'intero mese di aprile. Allora, Fioi, partiamo subito alla grandissima con due fumettozzi. Allora, Kang, il conquistatore, eccolo qua. Sono curioso di leggerlo. Sono andato a vedere ovviamente il Ant-Man Kang, perché è Kang, ragazzi. Sinceramente è un filmetto proprio delusissimo, uno dei peggiori a mio parere della fase 4, e comunque fa cagare, cioè, nel senso dell'ultima fase che è proprio una fase Marvel che lascia molto a desiderare purtroppo. Però su cosa leggere questo fumettino, roba veloce, nel senso molto corto. Vediamo, insomma, vediamo se almeno il fumetto mi gasa un po' di più del film. Obi-Wan, perché ho il fumetto Obi-Wan più Anakin, questo invece è solo Obi-Wan, la parte finale, diciamo, la fine di un Jedi, con Vader. Sono proprio curioso, qua vediamo Anakin, cioè Obi-Wan Kenobi con Anakin, e poi vediamo anche la parte finale, dove c'è insomma un Obi-Wan ormai bello vecchiotto. E niente raga, quindi due fumetti molto molto interessanti. Bene, poi andiamo di slancio con due Funko o Funko Pop. Aspetta qua però, ho ancora il prezzo, non è elegante mostrare i prezzi. Eccolo qua, Cosmo, cioè non poteva non prenderlo ragazzi, è una delle cose più indegne da quanto è carino, è indegnamente carino, e io me lo sono pigliato. Funko Pop del piccolo Cosmo. Ok. Poi qua abbiamo Adamo, ecco vedi, subito. Appena detto, togliamo i prezzi, questo lo volevo troppo, perché Adamo, diciamo, il buon Adamo Warlocco è fondamentale nella saga dell'infinito e tutto quanto. Invece nella Marvel Cinematic Universe non è mai cagato. Però vabbè, in realtà invece per quanto l'infinito, con Thanos e tutto quanto, lui comunque ha un ruolo fondamentale, il buon Adamo. Eccolo qua. E anche Adamo è servito. Poi qua ragazzi, a 10 euro, 4 giochi per PC storici che non potevano prenderli. Virtua Fighter, ancora in cellofanati nuovi, tutti 10 euro, cioè, pazzesco. Virtua Fighter, Tropico 1, cioè solo questo costava 10 euro. Time Shock, questo ce l'ho per PlayStation 1, qua mia mamma ha fatto un record di 1 miliardo e 8 e mio zio 1 miliardo e 3, era la sfida tra di loro, questo è uno dei più bei giochi di flipper secondo me mai realizzato per console, troppo troppo bello. Time Shock, stupendo. E Sonic 3D, per 10 euro, non potevo non prenderli. Qua abbiamo Blu-ray Il Socio con Tommaso Crocera e Gene Hackman. Tanta roba sto film, lo consiglio assolutamente, poi vabbè, sapete quanto amo Tom Cruise. Qua ragazzi la penultima scatola, perché me ne mancavano due. PlayStation 4, zio Ken, sono partiti in Franco. Comunque qua abbiamo la scatola PlayStation 4. Aspetta, però non posso, scusate un attimo. Eccoci qua, comunque dicevo, ecco la scatolotta PlayStation 4 che mi mancava. E adesso raga abbiamo l'ultimo colpo, il colpo finale, il chiccone obeso. Mi manca una scatola ed è arrivata raga, scatola PlayStation 1, eccola qua. Ma la cosa bella raga, aspetta un attimo che stacchiamo qua, che me la piglio in mano, me la piglio, eccoci, e che volevo anche una console di riserva, sia Play 1 che devo prendere che la Play 2, perché queste, visto che sono quelle che userò di più, voglio averne due. E mi mancava il joystick, diciamo, originale Play 1 che non lo trovavo più, joystick, cavetteria e console di riserva come ho le istruzioni, addirittura demo 35, cioè ragazzi il godimento è totale. Quindi è arrivata anche lo scatolotto Play 1, scatolotto Play 4, e diciamo che le scatole che mi servivano le ho completate tutte. Adesso ci sarà qualche altra chicca e dopo chiaramente si va a chiudere col Dreamcast.
si chiude col Dreamcast, delle console diciamo che mi mancano, che voglio assolutamente, e poi tutto quello che viene in più è in più, cioè a parte avere l'Xbox Series X che mi arriverà a Natale probabilmente, e anche il Steam Deck portatile che lo voglio assolutamente. E niente raga, questi sono diciamo i primi acquisti di aprile, c'erano altre cose, ma questa è stata una bella bomba perché la scatolotta è proprio quella che volevo, con addirittura la console in condizioni perfette, tutto perfetto sul manuale, è qualcosa di devastante. Raga, ci ribecchiamo per i prossimi acquisti di aprile. Ciao! Ragazzi, continuiamo con gli acquisti di aprile. Abbiamo bella robina, non tantissima, ma roba importante. Allora, cominciamo con due DVD tranquilli. La donna perfetta, trovata a 2 euro, non potevano prenderlo nuovo. Cioè, nuovo a 2 euro, 5 diciamo con le spese, è una roba incredibile. Non potevano prenderlo. E questo a 8 euro. Gesù di Nazareth, capolavoro di Franco Zeffirelli. Questo, vabbè, non ha bisogno di presentazioni, è un capolavoro assoluto. 2 DVD, 4 ore e 20 di film. Per, ripeto, un capolavoro della storia del cinema. E qua abbiamo 2 DVD. Poi abbiamo un gioco della Play, un gioco che ho bruciato dal punto di vista demo, avevo una demo e l'ho bruciata. Gioco bellissimo, trovato in versione Platinum, ma sapete, me frega un cazzo che sia versione Platinum, in italiano comunque, o Platinum, francese, l'importante è avere il gioco. Per quanto mi riguarda, PlayStation 1, Hercules, Action Game. Questo è un gioco che consiglio tantissimo, è veramente un giocone per Play 1, un evergreen. Perfetto. E lo mettiamo qua, Hercules. Poi finalmente ragazzi ho portato a casa un Funko Pop che è da una vita che dovevo prendere. L'ho preso finalmente, sono riuscito a pagare un po' meno del, insomma, la cifra va dai 50, dai 45 ai 50, l'ho preso a 41. Scar Funko Pop. Questo è veramente difficile da trovare, ha un valore altino. Portato a casa finalmente. È giunto il momento del mio insediamento. Ma noi che faremo? Seguite il maestro. Vabbè, dopo questa possiamo anche ritirarci. E poi ragazzi, finalmente prenotato a gennaio, è arrivata l'action figure di Indiana Indy Jones. E questa non vedevo l'ora sinceramente. Purtroppo la scatola è leggermente bombata qua, però vabbè, perché volevo tenere la sua scatola, visto che in Indiana Jones c'è poca roba. E lo apriamo insieme, raga. Aspetta un attimo. Non ho portato però i ferri del mestiere. One moment, please. Eccoci qua, raga. Allora, andiamo a vedere. Aspettavo da tanto, devo arrivarmene anche un altro a giugno, perché qua c'è, diciamo, qua praticamente ci sono tutti i personaggi per formare l'arca, ma a me sinceramente non interessa perché io prendo solo i personaggi che mi piacciono, sinceramente. Ok, eccoci qua. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Eccoci. Qua saranno i pezzi probabilmente. Aspetta un attimo, andiamo un po' più giù. Ecco. Allora, qua abbiamo Indy, ok. Eccoci qua. Vediamo qua cosa c'è. Ah, bella anche perché adesso se non erro. Vediamo un attimo. Ecco qua, beh, la frusta la tiriamo fuori, ovviamente. Scusate ragazzi, eccola qua. Questa è la frusta, perfetto. Qua abbiamo la cartina che praticamente no, che sono delle mani di ricambio, zio buono. Ecco, cerchiamo di non perdere. Abbiamo anche una frusta chiusa. Questi sono i pezzi, mani di ricambio e si gode. No, ma ripeto, non mi interessa fare l'arca. Niente, una mano mi cade sempre, perfetto. Ciao. Questi li teniamo qua dentro, che tanto, ripeto, non credo di prenderli tutti. E qua vediamo il pezzo forte, raga, speriamo bene, perché spero sia fatto bene, sinceramente. Che non ho niente di Indiana Jones. Parapà, parapà. Ok. Te lo godi, ragazzi. Te lo godi molto molto bene, molto bello, eh? Taratò, ciao, sono Indiana Jones.
proprio bello, 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 te lo godi tantissimo. Qua abbiamo la frusta, ok, tipo la puoi mettere così, scusate, ragazzi, su queste cose sono abbastanza impedito. Ok, eccola qua, perfetto, e te la godi a cannone, te la godi. Indiana Jones. Perfetto, sono strasoddisfatto, veramente bello, non vedo l'ora di avere anche la versione elegante di Indiana. E ok, raga, un saluto e penso che nel prossimo video ci saranno due pezzi veramente pesanti. Raga, alla prossima, ciao! Bella raga, continuiamo con gli acquisti come negli anni di aprile, che sono sbregato, sono le mezzanotte e mezza e martedì, è appena finita la partita, è finita da un paio d'ore. Napoli-Milan, siamo in semifinale ragazzi, io non ho parole, io non ho parole. Allora, cominciamo un po' di roba diversa, con un gioco di società, Card Line. È un gioco della Marvel dove praticamente, vi faccio vedere, ecco, abbiamo delle carte. A inizio partita scegli se usare la potenza fisica, l'intelligenza o l'efficacia in attacco e dopo metti le carte, insomma tipo non so, ti esce Hulk è meno forte o più forte di Madame Hydra e così via. Un gioco carino per 9 euro, visto che comunque io amo, cioè, non dico che colleziono anche giochi di società, però ne ho parecchi, mi piacciono, questo è 9 euro sinceramente, anche la scatola è bella, cioè, si presenta comunque molto bene, te lo godi, eccolo qua, e ci sta insomma, poi c'è Thanos, e dove c'è Thanos c'è la perfezione assoluta, eccolo qua, Card Line, gioco che consiglio. Poi, allora, aspetta un attimo, abbiamo un Funko o un Funko Pop, Guardiani della Galassia, sì ciao, Guardiani della Galassia Drax. Diciamo della versione natalizia mi manca solamente Mantis, poi insomma ho chiuso Mantis, Star-Lord e Drax, poi per chiudere i Guardiani della Galassia ancora, oggi non so, riesco a parlare, Fioretti, sono troppo teso post partita e mi manca Nebula che me la prendo dell'ultimo film dei Guardiani. Eccolo qua, il buon Drax. Perfetto. God. Poi Ultra Pro mi servono per la collezione di Magic e infatti quando c'è questo qua di solito c'è sempre qualcosa riguardante Magic the Gathering e si gode. Qua abbiamo l'ultimo album di Metallica, eccolo qua, 72 Season Metallica, già ascoltato. Allora, è un disco troppo lungo, nel senso con 25 minuti in meno secondo me poteva spaccare di più. Secondo me è un disco da 6, ripeto, con 25 minuti in meno poteva essere un disco da 7 e mezzo secondo me. Vabbè, e così, insomma, comunque, insomma, c'è di peggio in giro, quindi per chi è fan dei Metallica e vuole completare gli album deve prenderlo assolutamente, ecco. Buono. Ecco, Lux Eterna è sicuramente stupenda, quella è veramente una canzone bellissima a mio parere, scusate, ma oggi sono veramente tutto rincoglionito per la vittoria del Milan, madonna. Semifinale sul derby, mi prendo 15 giorni di ferie, ragazzi. Blu-ray, Freddie Mercury, il concerto tributo con tutti i grandi che hanno suonato e cantato per lui. Questo lo consiglio assolutamente. È veramente un concerto molto molto emozionante per il nostro caro Freddie Mercury. Poi non abbiamo, sapete che prendo questi di Magic, a parte l'espansione dei Signori degli Anelli che prenderò anche diciamo il set booster e quant'altro. Qua però mi prendo sempre questi bundle qua, questo è un bundle gift edition, The Brothers War, ok, quei due che mi mancavano, sono uscire anche le macchine là, non mi ricordo neanche il titolo onestamente, sto seguendo un po' meno Magic, sto giocando un po' meno in questo periodo, e Phylexia, eccoci qua. E ci siamo. Questi li ho presi, la maggior parte della roba che ho preso, l'ho presa tra virgolette gratis con dei buoni Amazon che avevo grazie al lavoro e quindi diciamo non ci ho speso one cazzo, aspetta un attimo, ecco vediamo se riusciamo, ecco se no, ho capito essere pippe ma neanche così tanto. Boh. Poi
Oh, finiamo con i giochini. Tom Clancy, questo l'ho bruciato, poi l'avevo venduto e me lo sono ripreso a un prezzo irrisorio e godo. Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Molto bello, diciamo, l'ho pagato poco perché la confezione diciamo, esterna è messa male, però qua è perfetto e anche il disco assolutamente è in condizioni ottime, a specchio come dicono quelli bravi. Quindi vai di Metal Gear Solid 4. Poi ho ripreso anche questo 5 euro Spider-Man 2 però per il Play 2 perché sono già per Xbox Classic, ma questo in italiano e me lo voglio giocare in francese onestamente, anche no, cioè, questo lo voglio giocare quindi per quello lo volevo in italiano. Poi ho preso Uncharted 4 che è l'ultimo che mi mancava per PlayStation 4 e God. E Resident Evil, questa purtroppo è versione francese, ma lo volevo, ma non ci cioè, nel senso, Platinum versione francese, quindi l'ho pagato cioè, l'ho pagato con le spese 22, che comunque non è poco, però versione francese, Platinum, sinceramente, fa cuore. Ecco. Aspetta, scusate. Il resto c'è tutto, però ripeto, mi bastava averlo, sinceramente non mi interessava versioni italiane, non platinum, sinceramente fotte sega, quindi va bene così. E niente, quindi comunque sempre un capolavoro, può essere francese, tedesco, polacco o argentino, è sempre Resident Evil, diciamo il primo capitolo della fortunata saga PlayStation. E niente, raga, questi sono gli acquisti quotidiani, non c'è altro. Quindi roba bella corposa, bella cicciotta, come si suol dire. E niente, ci becchiamo, e il prossimo spero sia quello pesante, quello arrogantissimo. Raga, alla prossima, Forza Milan, ciao! Ragazzi, acquisti comendiani di aprile, ho appena finito l'unboxing che è già andato sul canale, quindi faccio una cosa veloce. È arrivata la Play 3, la prima versione da 60 giga con retrocompatibile con giochi Play 1 e Play 2. Questa è la scatola che non è quella ufficiale, che è quella da 40, ma quella da 60 costa 130 euro, l'ho trovata, quindi prezzi sinceramente senza senso a mio modesto parere. E qua abbiamo invece la Silver, ma della Play 2, che mi mancava la Slim, quindi ho scelto di prendere la Slim con versione argentata, così ho fatto due piccioni con una fava, eccola qua, bella, meravigliosa. Raga, qui sono due acquisti veramente top, guarda la differenza. Eccoci qua. Un saluto dal Comandone Veneziano, ci becchiamo con gli ultimi acquisti che insomma il mese di aprile è stato un bel mese, meno diciamo di quantità, però la qualità, soprattutto sta Play 3, me la godo perché è tenuta perfettamente. Ciao! Bella raga, altri acquisti come indiani, andiamo veloci perché c'è tanta bella robina. Cominciamo da un bel disco di Purple, Made in Europe. Tanta roba, non è Made in Japan ovviamente, però te lo godi a cannone. Trovato a 8 euro su Vinted, perfetto. Poi PlayStation 1, non potevo non prendere, ragazzi, ha segnato la mia infanzia in tanti sensi. Uno dei miei sogni erotici era vedere Olimpia insieme a Xena in atteggiamenti poco di battaglia e molto erotici. Eccolo qua. Il gioco è un po' così, non niente di che, cioè. Il gioco è un po' così, però l'iconicità 9 euro, ragazzi, l'ho preso. Chiaramente non conto mai le spese, ma sono sempre 2-3 euro su Vinted. Poi abbiamo un DVD. Questo è molto raro, Boy Girl, questione di sesso. Film che mi è sempre piaciuto, una commedietta così del cavolo, ma molto raro. L'ho trovata una cifra, l'avevo visto a 35-40 euro addirittura su eBay. L'ho trovato a 15 e me lo sono pigliato. Bello, cioè bello. Ci stava, per la mia collezione ci stava. Poi abbiamo due pezzi qua. PlayStation 3, Gran Turismo 5. Mi mancava, già avevo venduto. Cioè, ecco qua veramente sto facendo una cena di tutti i giochi per poi fare il video, no? E no, tra digitali e scatolati ne ho comunque insomma un buon numero e non trovavo Gran Turismo 5, ragazzi, l'avevo venduto da pippa, preso e si gode. Poi questo, vabbè, non potevo non averlo, Forza Motorsport 1. Io chiaramente Gran Turismo, però adesso voglio recuperare anche gli altri motorsport. E ragazzi, ho visto il primo, tanta roba, porca miseria, tanta roba. Forza Motorsport Xbox Classic. E chiudiamo con un'esclusiva Amazon, tanta roba, Ahsoka, questo probabilmente
sarà diciamo la gioca della serie TV probabilmente, perché da come è vestita sembra quella. Power of the Galaxy, Amazon Exclusive, tanta robina. Questo l'avevo prenotato, mi sembra, a gennaio, l'ho pagato 22, adesso già vedo che le quotazioni sono in salita. Ma non ne spiego un cazzo, sapete, io colleziono per piacere, non per guadagnarci, perché io non vendo niente, a parte quel periodo che ho venduto roba, ma perché? Perché lo sapete, la mia cameretta non mi stava più un cazzo, però le cose non si vendono, si comprano. Ciao a gioca. E niente ragazzi, dovevo mancare 2 o 3 robe, anche perché ormai aprile è andato. E niente, è chiaro che la prossima console sarà il Dreamcast, vediamo se a giugno, maggio non credo, però per giugno vediamo di riuscire a portare a casa anche il Dreamcast. Intanto io godo insieme a voi. E tra poco Fioi, allora, postazione, quindi la My Gaming Cinema Music Setup, che fa, per dirlo così perché fa figo, e la collezione di videogiochi. Ragazzi, per la collezione di videogiochi sto aspettando gli ultimi 2 giochini che devono arrivare. Vi dico già, ecco, che so che, perché i collezioni Silent Hill, sì, lo prenderò, ma 150 euro di gioco comunque ridicolo secondo me, per un gioco che neanche mi piace oltretutto, la vedo una cagata, però lo prenderò tanto per dire ce l'ho, perché va di moda a dire così, ma onestamente mi girano solo che le palle, cercherò di trovarlo, guarda, Platinum se esiste, la versione anche portoghese se esiste, me ne frego, perché cioè, a mio parere il collezionare non è dire oh il pezzo che colleziona 150 euro, ma in realtà non li vale quei soldi, era un conto un orologio, che quei soldi che magari ne vale anche il triplo, il quadruplo in pochi anni, ma su un gioco che poi neanche non ti piace, ha poco senso a mio parere. Cioè, dopo per carità uno può collezionare quello che vuole, assolutamente, io magari posso spendere 200 euro per una roba che per una statuina di un giocatore di calcio. E ok, però mi piace quel giocatore, mentre su un gioco che non mi piace faccio fatica, se trovo una super offerta bene, se non la trovo amen, cioè però finora ho preso solo le cose che comunque mi piacciono, o che ho giocato, ecco, quantomeno. Raga, dopo questa pappardella inutile, me ne vado a giocare a Formula 1 Championship Edition con la PlayStation 3, forse il più bel gioco di Formula 1 mai realizzato, e farò anche un video su questo. Ciao! Ragazzi, andiamo a chiudere il mese di aprile così in maniera arrogante e veloce, con un giochino Microsoft Train Simulator. L'ho ripreso perché non trovo più la versione che avevo, quella scatolata, che chiedono cifre folli e sono tenute anche da culo, però me lo sono preso a 5 euro, bellissimo, lo proveremo anche sul computer glorioso. E niente ragazzi, si chiudono così gli acquisti di aprile, tranquilli, però con le 2 bombotte delle console PlayStation 3 primo modello e PS2 Silver. Raga, ci vediamo con gli acquisti di maggio. Ciao!